Ho imparato a dipingere come Raffaello, adesso devo imparare a disegnare come un bambino. Pablo Picasso alla fine della sua carriera aveva compreso quanto il disegno fosse la forma d'arte più potente, istintiva e intima per un artista. Ed è attraverso il disegno che la mostra che si è aperta a Palazzo Zabarella a Padova vuole far scoprire uno dei periodi più innovativi dell'arte contemporanea. Con la mostra Matisse, Picasso, Modigliani e Miró, un viaggio tra le avanguardie nate tra inizio Novecento e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dalle sperimentazioni del cubismo alle provocazioni del dadaismo, passando per l'astrazione e il mondo onirico del surrealismo. Grande protagonista di questa mostra è Matisse, raccontato attraverso i suoi schizzi e i disegni preparatori della celebre danza capolavoro, simbolo del movimento Fauve. Attraverso una testimonianza così particolare come il disegno, che ci fa entrare nella mente, nel percorso creativo degli artisti, noi possiamo capire meglio qual è stata l'evoluzione dell'arte moderna. 47 artisti e più di 130 opere che arrivano dal grande museo francese di Grenoble. A mostra finita torneranno in Francia, definitivamente, ma torneranno in quel caveau che dicevo prima, perché hanno bisogno di un periodo di riposo dopo una lunga mostra come questa. Per cui va vista perché altrimenti la perdi, ecco. Questo è il messaggio che mi sento di poter dare. Si comincia con i disegni neoimpressionisti di Signac, si passa alla linea sinuosa e ai colori di Matisse. Al centro del percorso le forme cubiste affiancate al ritorno alla figurazione con il capolavoro Ritratto di Olga di Picasso e alla scomposizione dello spazio con Delaunay, Léger e Gris. Verso la fine del viaggio la libertà espressiva di Jean Arp, Miró e Jean Cocteau, i ritratti di Modigliani. Ne sono esposti circa 150 di 47 artisti diversi, da Miró a Picasso, a Léger, come dire. È una grande mostra, il disegno in genere viene sottovalutato, ma venite a vedere cosa sono i disegni di questi grandi artisti. La mostra resterà aperta fino al 12 gennaio.